Allora, dopo il taglio del nastro, il presidente della società sportiva Tordi qui e poi naturalmente l'assessore allo sport Rosa Pancalli. Buonasera a tutti, ringrazio l'assessore Pancalli di aver onorato l'inaugurazione del campo con la sua presenza. Ringraziamo il sindaco in una grossa battaglia per il bilancio del Campidoglio e non so se spendeva tempo a venire, ma ci ha promesso che verrà in questo momento anche a vedere forse era incredibile a San Basilio. A San Basilio credo che negli ultimi 30 anni per i bambini, per i giovani, l'unica importante opera, perché con questo campo noi togliamo dalla strada, togliamo da problemi centinaia e centinaia di bambini. Il programma parte questa sera e nel giro di pochissimi anni noi vorremmo riportare questa borgata non solo con lo sport ma anche con il lavoro, anche con le iniziative per i vecchi, per gli anziani. Dovremmo riportarla a livello che qualche anno fa sta. Io ringrazio ancora l'assessore perché noi è un grande onore. L'assessore è un uomo di sport, è un uomo che sa e capisce quali problemi ci sono in questa borgata e nel futuro sarà senz'altro vicino a noi. Grazie Luca. Io allora vorrei parlare soprattutto ai ragazzi e a famiglie, a voi famiglie. I bambini, dai! Innanzitutto sono io che ringrazio perché vedete, ricordavate la società di cui di San Basilio nel 1960, io neanche ero nato. Pionieri probabilmente lo siete stati in tutto, anche in quello che avete realizzato e che abbiamo inaugurato oggi, questa sera, pochi minuti fa. Una cosa per la quale credo che l'amministrazione comunale abbia il dovere di ringraziarvi, non soltanto perché quelli che credono come me che lo sport non sia soltanto un terreno di confronto agonistico, ma sia molto di più uno straordinario strumento per migliorare le nostre città, il nostro paese, in riferimento alla borgata e alle difficoltà in cui si può vivere in una borgata, in una periferia romana come in tante altre, lo dimostrano. Però lo sport è anche strumento straordinario che può aiutare tantissimi ragazzi. Quello che avete fatto però va oltre alla nostra convinzione sull'utilità dello sport per migliorare pezzi di città, perché voi avete dimostrato che quando si crede in qualcosa, quando si crede in un'idea, quando si vuole realizzare un obiettivo, che poi guardate è la regola dello sport, chi ha fatto nella vita, ha avuto la fortuna, come questi ragazzi, come ho avuto io in passato, di essere atleta, sa che nella vita l'atleta si pone degli obiettivi e con perseveranza tenta di realizzarli. Voi vi siete posto un obiettivo che però non era l'obiettivo del vincere, ma l'obiettivo di regalare qualcosa a questo quartiere e a questa città. Lo avete fatto con tutta la comunità e la collettività del territorio, grazie alla generosità di tante persone che hanno creduto nella vostra passione, e oggi quello che rimane qua, questo splendido campo, è a dimostrazione che nella vita si può realizzare qualcosa pur non essendo nulla, purché si creda in qualcosa. Ecco, io credo che quello che si debba fare noi come sport, per quanto mi riguarda come assessore allo sport vi sarò sempre vicino, perché io credo in progetti come questo, è quello di riuscire a sostenere sempre più questa idea di dimensione sportiva, come una dimensione che regala a tanti ragazzi la possibilità di lottare nel ma regala a qualcosa che rappresenterà un patrimonio concreto, visibile, di quello che tanti uomini e tante donne riescono a fare. Grazie.
Sta col presidente, il presidente e il vicepresidente. La terza partita è tra Sottofiglio e Sassola. Fatto. Giusto a me. Insieme acqua. Pensavo che era uno lo prendevo. No, la sicurezza sta dando. Guarda. È giusto che sia problema. Era in la faccio ancora vedere. Devi dire tutti gli antichi.